Se pensi a Bartali, pensi subito a Coppi. Se pensi a Sinner, pensi subito ad Alcaraz. Se pensi a Mohamed Ali, pensi subito a Mohamed Prix, Mohamed Famila, Mohamed Oshan. Ma se pensi a Pelé, pensi subito a Vincenzo Beavita. 12 settembre 1971, è giunta mezzanotte, le strade sono deserte, un'ultima carrozza scivolando se ne va, dorme tutta la città tranne un uomo in frac. Quell'uomo in frac è Vincenzo Beavita. È in frac perché ha appena ritirato un premio prestigiosissimo. Il pallone d'oro? No, la teiera in porcellana con i punti della COP. La sua è una carriera sfavillante. Manchester United, Barcellona, Real Madrid, Juventus, Milan sono solo alcune delle squadre in cui lui non ha mai giocato. All'età di 12 anni, dopo alcuni accurati esami del sangue, il suo medico di fiducia si accorge che Vincenzo Beavita ha 2 piedi sinistri. Forse per questa terribile notizia, Vincenzo Beavita nei primi anni della sua carriera è molto spaesato, si perde facilmente in un bicchiere d'acqua. Ma in un bicchiere di whisky si orienta benissimo. Beveva talmente tanto che pensate che un giorno Jack Daniels in persona lo chiamò per ringraziarlo. Beveva talmente tanto che la bilancia lo pesava in litri. I maligni dicono che è proprio per colpa dell'alcol che nella partita più importante della sua carriera calcia a 20 centimetri dalla porta vuota, un pallone che però finisce a 10 metri sopra la traversa, andando a colpire uno stormo di Garitus albino, una razza rarissima di uccelli in via di estinzione, che con quel colpo si estingue all'istante. Ma oggi tutti lo ricordano ancora. Per quel gol sbagliato? No, per quella memorabile grigliata di Garitus albino, irripetibile.